Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questo Consiglio Comunale del 27 aprile. Invito gli assessori a prendere posto. Prima permettetemi di salutare il consigliere Maset, che è ancora tra noi, e poi procediamo sicuramente. Spero abbia capito. Sta facendo scongiuri, secondo me. Ho usato un'espressione infelice, lo ammetto. Era per salutarla, a nome anche di tutto il Consiglio. Allora, prima dell'appello, il Consiglio Comunale di questa sera, dopo le comunicazioni del Sindaco, ha la surroga delle dimissioni di un componente del Comitato di gestione dell'Asilo Nido, l'adesione alla campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio denominata Posto Occupato al punto 3, al punto 4 l'approvazione del nuovo regolamento comunale della Commissione per le pari opportunità e al punto 5 il regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Allora, la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Bassetto Paolo, Botteon Adriano, Carnelos Graziano, Dareggian Antonio, Darcier Caterina, De Bastiani Alessandro, De Valier Fabio, Dus Marco, Fasan Bruno, Fiorin Fiorenza, Maset Giuseppe, Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Saracino Matteo, Sonego Elisa, Tocchet Silvano, Presente. Tonon Roberto. 17, tutti presenti. Scrutatori, Posocco, Darcier e Dus, va bene. Allora, punto 1, comunicazioni del Sindaco, prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Delle veloci comunicazioni, una, l'avete già visto sulla stampa, è stato riconsegnato agli alunni, agli allievi, ai bambini e alle maestre al quartiere di Ceneda il plesso scolastico di Carpesica Collodi. Sono stati fatti interventi per 460.000 euro con un sensibilissimo intervento per quanto riguarda la questione sismica sulle fondazioni, sulle mura perimetrali e sul tetto, rifacimento di alcuni impianti compreso quello dell'antincendio. L'intervento poi è stato comprensivo anche di interventi di carattere migliorativo dal punto di vista energetico con un cappotto sull'edificio, oltre ad aver costruito una passerella per persone disabili. La scuola appunto non è grandissima, ha comunque 250 metri per piano, quindi l'intervento è venuto a costare in sostanza meno di 900 euro al metro quadro. La seconda comunicazione riguarda 4 mini appartamenti, quelli del cosiddetto ex Monte dei Pegni in piazza Flaminio. L'immobile del XVI secolo è stato restaurato nell'ambito del progetto Contratti di Quartieri 2 con destinazione residenziale pubblica per persone in sostanza in difficoltà economica e abitativa. Sono stati messi a disposizione dell'ATER questi 4 mini appartamenti che potranno così essere utilizzati per le persone che ne avranno bisogno. L'altra comunicazione riguarda poi, lo vedete anche in video, la variante alla statale 51 di Alemagna, il primo stralcio, il collegamento La Sega Centro, la variante uscita centro. Come tutti sappiamo è in corso di esecuzione il primo stralcio della variante di Alemagna che riguarda il tratto Borgo La Sega Rindola.
L'attestazione della nuova viabilità in centro prevede ad oggi un tratto di asse stradale che attraversa via del Carso e si innesta in via Virgilio. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione numero 30 del 21 luglio 2015, aveva espresso quale atto di indirizzo un parere favorevole alla realizzazione del secondo stralcio della variante, in modo da consentire una continuità dell'asse viabilistico fino alla zona dell'ospedale civile e risolvere così alcune criticità relative al traffico di attraversamento e di accessibilità alla città. Successivamente ANAS aveva presentato 4 ipotesi alternative per l'attestazione in uscita verso il centro e con un secondo atto di indirizzo, con delibera del Consiglio Comunale 45 del 30 novembre 2015, il Consiglio Comunale le aveva valutate e ritenuto maggiormente rispondente al pubblico interesse l'ipotesi numero 1, che si sviluppa a nord del cimitero di Sant'Andrea, e con la medesima delibera si dava mandato al sottoscritto di verificare la fattibilità della soluzione anche in collaborazione con tutti gli enti coinvolti. In data 15 marzo 2017, protocollo 9619, è pervenuta al Comune di Vittorio Veneto una pratica trasmessa da ANAS relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per il progetto per lo svincolo Vittorio Veneto Centro, che sviluppa l'ipotesi progettuale numero 1 di ANAS, attestandosi quindi su via del Carso e rimanendo sostanzialmente aderente al lato nord del cimitero di Sant'Andrea. La procedura di autorizzazione paesaggistica è in corso di istruttoria presso i competenti uffici comunali. In data 11 aprile 2017, protocollo 13206, è pervenuta la richiesta da parte di ANAS di pubblicare l'avviso di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto di svincolo Vittorio Veneto Centro e contestuale avviso ai proprietari interessati, tra i quali anche il Comune di Vittorio Veneto. Tale avviso, con gli allegati elaborati grafici, è stato pubblicato all'albo pretorio il 12 aprile 2017 ed è consultabile presso l'ufficio tecnico comunale. Con nota 13330 dell'11 aprile 2017, quindi è stato trasmesso al Comune di Vittorio Veneto, in qualità di proprietario interessato, l'avviso di avvio di procedimento per la procedura espropriativa ai sensi del DPR 327 del 2001, depositato all'Ufficio Patrimonio del Comune. Lo schema progettuale, come dicevo prima, sviluppa l'ipotesi numero 1, a suo tempo segnalata dal Consiglio Comunale come maggiormente rispondente al pubblico interesse, come si può vedere nelle slide preparate, che contengono anche alcuni elaborati relativi alla simulazione. Eccoli qua, questo è il progetto calato rispetto alla fotogrammetria. Questo si vede da nord verso sud. E questi sono degli schizzi, degli schemi disegnati. Successivamente vedremo anche l'inserimento, eccolo qui nelle foto. La parte che riguarda da nord verso sud, verso la chiesetta del cimitero. Ecco, queste sono le ipotesi. Grazie. Assessore Denardi. Buonasera. Solo per rendere noto a tutti, forse l'avrete anche già letto sui giornali, che dal 3 maggio al 26 luglio sarà disponibile per le neomamme vittoriesi un nuovo servizio, ogni mercoledì dalle 16:30 alle 17:30, in collaborazione con l'associazione Mater Next e l'associazione Zeneda, che ha messo a disposizione i locali in uso alla rotonda di Villa Papadopoli. Le neomamme potranno praticare attività fisica insieme ai loro bambini, sia in culla sia in fascia, e avranno anche la possibilità di condividere le ansie delle preoccupazioni che insomma caratterizzano come sempre le neomamme. Il servizio è attivo in questo momento in pochissimi comuni del territorio, quindi ovviamente siamo contenti di poterlo ospitare. Per ulteriori informazioni è sufficiente andare a verificare i numeri di telefono che sono riportati anche nel sito internet del comune. Grazie. Grazie. Comunico anche che non trovo più il foglio. L'assessore Nappol è al GAL Altamarca per una
conferenza sull'utilizzo di fondi europei, bandi europei, sui piani di sviluppo rurale del Veneto. Praticamente riguardano bandi che finanziano interventi del mondo rurale e agricolo. Quindi arriverà, credo, molto tardi. Punto numero 2, all'ordine del giorno. Prego Fasà. La ringrazio Presidente. Io sono costernato di quello che ho dovuto mio malgrado vedere su quello schermo e non sono sicuramente sicuro che quello che il Sindaco ci ha informato possa essere realizzato. Chiederò pertanto, annuncio fin d'ora, un Consiglio Comunale straordinario lo spostamento da Variante a Bretella, perché dare fiducia al Sindaco va bene, però siccome il Consiglio Comunale era passato in una Variante e adesso la Variante viene cancellata e abbiamo una bretellina, io credo che comunque il Consiglio Comunale deve essere investito di questo passaggio. Pertanto annuncio fin d'ora che chiederò un Consiglio Comunale straordinario in cui chiederemo Lumi, anche spero che sia invitato anche ANAS, che ci rassicuri che è tutto regolare. La ringrazio. Basta. Consigliere, però lei mi ha preso in castagna. Avevamo parlato di comunicazioni, lei è tornato indietro e pensavo si riferisse all'ultima comunicazione che ho dato. Va bene, la prossima volta. Non sono concessi ribattere le comunicazioni, ho chiesto, mi sta concesso, la ringrazio. Presidente, ma oggi abbiamo un ordine del giorno. Infatti. L'ordine del giorno prevede un regolamento. Se noi ci adottiamo di un regolamento e poi lei non ci tutela nel farlo rispettare questo regolamento, perché sennò qui abbiamo creato un precedente che ad ogni comunicazione qualcuno si può sentire legittimato di intervenire. Allora la richiamo. No. Consigliere Dus ha perfettamente ragione. Mi sono permesso di dare la parola al consigliere Fasan pensando che intervenisse sulla comunicazione del GAL Alta Marca. Pensavo che volesse fare qualche precisazione. La prossima volta avrò più rigore per il regolamento comunale. Comitato di gestione dell'asilo nido, presa d'atto di missioni e surroga di un componente dimissionario. Vuoi dire due parole? No. Si tratta semplicemente delle dimissioni di uno dei due componenti a suo tempo il 23 luglio 2014, nominati dalla maggioranza strettamente per problemi lavorativi. Nella conferenza dei capigruppo è stato individuato il nome della signora Lot Rita, nata a Vittorio Veneto, residente a Vittorio Veneto, e quindi noi andiamo a deliberare di procedere alla surroga del componente dimissionario con la nomina della signora Lot Rita. Quindi se non ci sono particolari osservazioni io metterei in votazione la delibera. Consigliere Posocco. Sì, grazie Presidente. Io non vorrei andare fuori tema, però vorrei da lei un chiarimento se fosse possibile. In questi giorni corrono molte voci sulla possibile situazione del nido e l'evoluzione futura del nido. Si parla che il nido verrà incorporato dal Cesana. Siccome comunque il nido di Vittorio Veneto è un fiore all'occhiello per questo comune, vorrei capire quando è possibile affrontare e parlare serenamente in Consiglio Comunale di questo argomento, se è possibile farlo adesso, perché mi sembra un argomento delicato che va affrontato insieme con tutto il Consiglio Comunale, penso siate d'accordo, e quindi vorrei capire se si può procedere stasera nella discussione o verrà fatta un consiglio ad hoc su questo argomento. Grazie. Da parte mia le rispondo subito, non c'entra, raccogliamo la sua sollecitazione, ma questa sera dobbiamo semplicemente deliberare sulla surroga del componente.
c'è qualcun altro che vuole chiarire ulteriormente, quindi non è questa la sede. Sicuramente ci sarà il momento e lo spazio per discutere di quanto da lei detto. Consigliere Darè. Sì, mi aggancio alla stessa domanda del consigliere che mi ha preceduto. Penso che questo sia un argomento importante, visto il dibattito che abbiamo visto sui giornali, gli articoli di giornale, anche perché penso che il servizio che viene fatto dal nido sia un servizio di prima necessità, ma soprattutto di grande qualità, con grande amore di chi opera all'interno del nido, e soprattutto portare il nido all'interno di un Cesana mi pare una cosa abbastanza così, non mi pare una cosa giusta ed equilibrata. Comunque noi chiederemo un consiglio anche per questo, lo faremo una richiesta a lei Presidente. Non entro nel merito della decisione di chi voi mettete adesso all'interno come sostituto, penso che avrete fatto le vostre valutazioni e quindi prendiamo atto. La ringrazio. Consigliere Fasan. Solo per la dichiarazione di voto, conosco Rita, è una persona capace che forse sta bene anche in quel consiglio, però ve la votate voi, rappresenta la maggioranza, non la minoranza, pertanto mi asterrò, non voterò contro, però ve la votate voi, sì, rappresenta la maggioranza, sì. Perché io sono arrivato un po' in ritardo, ma nella riunione dei capigruppo avete deciso, voi, non noi, di mettere la Rita, che sia ben chiaro, la Rita Lot, chiedo scusa, va bene? Per quanto mi riguarda, nella riunione dei capigruppo è stato fatto questo nominativo, nessuno ha eccepito nulla, quindi è questo il nominativo che portiamo. La maggioranza, non la minoranza. Consigliere Sant'Antonio. Sì, volevo solo aggiungere una informazione in più rispetto a quanto detto dal consigliere Posocco. Per chi non avesse letto il protocollo d'intesa tra Cesana e il Comune di Vittorio Veneto, penso che gli asili Manzoni siano il primo istituto che verrà integrato, ma nel giro di un mese, cioè nel prossimo mese di maggio. Quindi evidentemente se bisogna fare un consiglio su questo argomento bisogna farlo subito, perché c'è scritto nero su bianco, se non erro. Consigliere Dus. Sì, colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare la precedente componente dimissionaria dell'asilo che insomma ha lavorato alacremente all'interno del comitato. Ringrazio anche della disponibilità di Rita Lot che questa sera spero che anche i componenti della minoranza voteranno come noi abbiamo votato e sostenuto i loro componenti quando erano stati presentati. Per quanto riguarda ciò che invece è stato adesso richiesto dalla minoranza, cioè una richiesta fondamentalmente di chiarimenti in merito a quello che è emerso nei giorni scorsi sulla stampa, credo che ci sarà sicuramente il modo di approfondire all'interno di questa sede, che è la sede dove questi tipi di materie vengono affrontate. Dicevo, ci sarà sicuramente il modo di approfondire le tematiche che sono state portate all'attenzione dei giornali. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Grazie Presidente, anch'io mi accodo alla serie di persone che hanno richiesto questo consiglio. Anche nella maggioranza sicuramente è condivisa la volontà di chiarire questo aspetto molto importante per la nostra città, perché è un'eredità che abbiamo come Comune di Vittorio Veneto e sicuramente il futuro degli asili è una cosa che va discussa in maniera approfondita da tutti noi. Grazie. Grazie consigliere. Bene, allora ci sono per caso altre dichiarazioni di voto oltre a quella del consigliere Fasan? Vedo che non ce ne sono, quindi io metterei in voto la delibera. Dopo aver specificato, leggo il deliberato a pagina 3, quindi di prendere atto delle dimissioni del comitato, l'oggetto della delibera. Il Consiglio Comunale delibera di prendere atto delle dimissioni del comitato di gestione dell'asilo nido presentate dalla signora Fossati Paola. Punto 2, di procedere alla surroga del componente dimissionario con la nomina della signora Lot Rita, nata a Vittorio Veneto, residente a Vittorio Veneto.
di dare atto che per tale incarico non è previsto nessun gettone di presenza, non comportando quindi alcuna spesa a carico del bilancio comunale. Quindi metto in votazione favorevoli, contrari, astenuti, 6 astenuti, 11 favorevoli, nessun contrario, quindi la delibera è approvata. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato. Quindi 11 favorevoli, 6 astenuti. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Adesione alla campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio denominata Posto Occupato. Do la parola all'assessore. Certo. I was 5 and he was 6. Rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Yeah, yeah. La violenza contro le donne nasce soprattutto da una sottocultura maschilista che nel nostro paese è assai diffusa anche fino agli alti livelli della politica. Una cultura di disprezzo nei confronti della donna e una cultura che è portatrice di un linguaggio già violento. Forse molti di voi dall'alto l'avranno notato, qualcuno seduto non l'ha potuto vedere. In prima fila c'è posto occupato, ovvero ci sono una serie di posti liberi, è vero, per le autorità che dovranno arrivare nel corso della serata, ma uno in particolare sarà libero e vuoto per tutta la sera. You shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang. Questa poltrona libera che avrebbe potuto essere di una donna che adesso non c'è più. Ciascuna di quelle donne che prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto creato sul tram, scuola, metropolitana. Avrebbe dovuto essere promossa dal governo della Repubblica questa campagna. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. You shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Qui c'è una sedia rossa, vuota, che sta a simboleggiare tutte le vittime del femminicidio, tutte le vittime della violenza.
Questa è una buonissima iniziativa perché bisogna parlarne, non smettere mai di parlarne perché questa è diventata una vera e propria emergenza nazionale. Don't know why until this day sometimes I cry. Didn't even say goodbye. Didn't take the time to lie. Bang bang, you shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, my baby shot me down. You shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Boo-boo-way, da-do-da-day. Boo-boo-way, da-do-da-day. Boo-boo-way, baby shot me down. Alla fine del video avete potuto leggere che dall'inizio del 2013 erano 100 ormai le donne che erano state vittime di femminicidio. È un video vecchio, è un video appunto del 2013 quando è partita questa campagna. I dati dell'anno 2016 parlano di 120 donne vittime di femminicidio nell'anno 2016, 75% delle quali in ambito familiare. Mediamente una donna ogni 3 giorni è vittima di femminicidio e una donna su 3 nel corso della sua vita subisce un qualche tipo di atto di violenza. Nel 2005 a Vittorio Veneto è stato aperto il centro antiviolenza, ereditando e potenziando un'istituzione, lo Sportello Donna, che è nato in città nel 2005. La proposta appunto di questa sera è anche per Vittorio Veneto di aderire alla campagna di sensibilizzazione post-occupato, riservando un posto nell'aula consigliare a una donna che purtroppo non c'è più, ma che se non fosse stata vittima di femminicidio magari potrebbe oggi occupare simbolicamente un posto nella vita sociale e anche nelle istituzioni. Grazie Assessore Denardi. C'è qualche consigliere che vuole aggiungere qualche considerazione, altrimenti metto in votazione. Vi sarete accorti che molti di noi hanno qualcosa di rosso questa sera? Non si vedono, ma io le scarpe. Allora metterei sicuramente in votazione consigliere. Lei vuole fare una dichiarazione di voto? Siccome non ho visto il... Eccolo qua. Grazie Consigliere Presidente. Fasan, prego. Sicuramente voterò a favore di questo punto qui, però permettetemi una considerazione. Oggi i telegiornali è giunta la notizia che un condannato che aveva ucciso la fidanzata incinta di 9 mesi, dopo 10 anni ha avuto un permesso per buona condotta. Ecco, io direi che non so se è possibile, ma il Comune di Vittorio Veneto potrebbe farsi parte per un progetto di legge che chi commette femminicidio li butta via a chiave, parlando in dialetto, no? Potrebbe essere un'idea. Ecco, è impossibile che uno dopo 10 anni che ha ucciso la moglie e la figlia esca per buona condotta. Non esiste buona condotta, scusi, non può. Grazie. Comunque voterò a favore. Grazie consigliere. Ah, pardon. Ecco il motivo per cui... Bene. Consigliere Dus, sì. Adesso funziona di nuovo la tastiera. Sì, brevemente, anch'io mi associo alla votazione favorevole rispetto a questo punto e ringrazio tutti per la sensibilità, in primis l'assessore, per aver portato avanti questa iniziativa. Grazie.
Bene, non ci sono altri interventi, quindi metto in votazione il punto numero 3, adesione alla campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio denominata Posto Occupato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 16 favorevoli, un contrario. Allora ho sbagliato, tutti favorevoli. Ah, ecco. Chiedo scusa, allora all'unanimità, all'unanimità. Metto in votazione anche l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Bene. Dottoressa Chies, a lei il gesto simbolico di posizionare il drappo rosso e il posto occupato. Ringrazio i consiglieri. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento comunale della Commissione per le pari opportunità. Invito l'assessore De Nardi a illustrare il punto. Rimaniamo in qualche modo, ma solo parzialmente, in tema. Nel 1999 il Comune di Vittorio Veneto con un'apposita deliberazione approvò il regolamento della Commissione Comunale per le pari opportunità. Dal 99 sono cambiate diverse cose, sia in città, nel senso che, come dicevamo prima, nel 2005 è nato lo Sportello Donna e nel 2015 il Centro Antiviolenza, sia nel mondo, potremmo dire, perché il concetto di pari opportunità è cambiato, o meglio si è allargato. Se negli anni 90 il concetto di pari opportunità era strettamente o comunque fortemente legato al rapporto uomo-donna, attualmente la visione delle pari opportunità si è ampliata a tutta una serie di discriminazioni che vanno dalla disabilità all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla religione, che appunto non erano più contemplate dalla nostra commissione. Proprio per questo e per una serie di disfunzioni che si erano verificate negli ultimi anni della precedente commissione, è iniziato un lavoro da parte degli uffici per valutare quale poteva essere un nuovo regolamento, in parte per appunto venire incontro a queste modificate valutazioni generali sul concetto di pari opportunità, ma anche per allargarne il funzionamento al di fuori di esclusivamente, come era previsto prima, componenti nominati da maggioranza e minoranza consigliare. Le modifiche più rilevanti seguono sostanzialmente questi due filoni. Anzitutto è da dire che il lavoro che è stato fatto è stato quello di guardare alle altre esperienze in giro per l'Italia e vedere normalmente come queste commissioni vengono costruite e come lavorano. Appunto, quindi da un lato le finalità sono state modificate includendo tutti questi nuovi tipi di discriminazioni dei quali ho fatto cenno prima, e dall'altro, per quanto riguarda la composizione della commissione, si è voluto riprendere le scelte fatte da molti comuni, per le quali una parte della commissione viene nominata con un'elezione all'interno del Consiglio Comunale, in questo caso 2 rappresentanti eletti dalla maggioranza e 2 dalla minoranza. Una parte è una componente di diritto, il consigliere comunale uomo più votato, o meglio quello eletto con la maggior cifra individuale, e l'assessore alle pari opportunità, qualcuno sceglie il sindaco a seconda. In altri comuni qui è stato indicato l'assessore con delega alle pari opportunità, e 7 componenti scelti dal sindaco sulla base di una
serie di candidature presentate in base a un avviso pubblico. Le candidature devono essere presentate corredate di curriculum vitae, dalle quali risulti le esperienze, le competenze, i titoli professionali e sostanzialmente quello che è il background personale di ognuno, e possono essere corredate dal sostegno, diciamo, da parte di una o più associazioni che si occupano di quelli che sono i temi trattati anche dalla Commissione Pari Opportunità. Sulla base di queste candidature e soprattutto sulla base della valutazione dei curricula viene sostanzialmente formulata una graduatoria e in base alla graduatoria vengono nominate in questo caso le prime 7 persone indicate in graduatoria. La graduatoria deve essere, si prevede nel regolamento, formulata in modo da adottare criteri che assicurino la più ampia rappresentatività generazionale, che tengano conto del ruolo svolto nell'ambito della collettività, delle peculiarità professionali, della tipologia e pluralità di esperienze nei settori del lavoro, della cultura, dell'associazionismo e delle attività economiche. La Commissione, ricordo, non ha nessun tipo di compenso, emolumento o rimborso spese e si riunisce almeno 3 volte all'anno, redigendo un piano operativo con un progetto per l'anno successivo e all'inizio dell'anno successivo una specie di bilancio delle attività che sono state fatte nell'anno precedente. Grazie Assessore. C'è la prenotazione del consigliere Saracino, a lei la parola. Sì, buonasera. Intanto vedendo questo punto dell'ordine del giorno sono d'accordo sul discorso delle pari opportunità, del evitare discriminazioni, andare in quest'ottica che vediamo che al giorno d'oggi non è che tutti stanno seguendo e che porta a molti scontri. Chiedo di fare un emendamento all'articolo 6.1 lettera A, eliminare la parola uomo da consigliere comunale. Cioè, visto che c'è parità di genere e tutto quanto, insomma, consigliere comunale, uomo o donna che sia, che prende più voti, entrerà in commissione. Sì, insomma, perché sennò trovo un po' discriminante questa cosa e va contro questo regolamento. No, nel senso, il senso per cui è stato Sì, punto. Il senso per cui viene di solito indicato l'uomo è per essere sicuri che almeno un componente sia uomo, perché tendenzialmente nelle commissioni pari opportunità finisce che si eleggono e nominano perché si candidano quando sono con questo sistema o quando vengono elette quasi sempre, quasi tutte donne. Però, quote azzurre. Quote azzurre. Usiamo un po', perché anche l'assessore potrebbe. È una delle poche quote azzurre che esistono al mondo. Però trovo che sia paradossale come cosa, cioè, parliamo di pari opportunità, mettiamo un vincolo di genere. Quindi però lo trovo paradossale, quindi chiedo l'emendamento di eliminarlo. Quindi poi lo prendiamo nota noi, lo mette Sì, 2 righe per iscritto? Lo metto per iscritto. Ma insomma, faccio così, le firmo la prendiamo pagina. anche nota poi. Certo. Basta, 2 righe scritte e firmate. Certo. Così non va bene. Quindi questa. Sì, quindi la frase verrebbe letta e il consigliere comunale eletto con la cifra individuale, giusto? Togliere proprio. Boh. Ok. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, non ci sono altri emendamenti, quindi sì, non ci sono altri interventi, quindi metto in votazione. Sì, no, volevo prima votare l'emendamento. Sì, votiamo prima l'emendamento. Quindi metto in votazione
l'emendamento del consigliere Saracino. Praticamente togliendo la parola uomo, la frase viene letta: quindi sospensione per 5 minuti? 3 minuti. 3 minuti. Ok, allora sospendiamo per 5 minuti. Allora possiamo riprendere il Consiglio Comunale e do la parola al consigliere Dus, che vedo si è prenotato. Consigliere. Grazie Presidente. Sì, se ho l'attenzione da parte del resto del Consiglio. Prego, grazie. consigliere. Il gruppo di maggioranza accoglie l'emendamento presentato dal consigliere Saracino e quindi chiedo che venga messo al voto. Certo, allora mettiamo ai voti l'emendamento del consigliere Saracino, per cui all'articolo 6 la frase viene letta: assessore con delega alle pari opportunità con funzione di vicepresidente e il consigliere comunale eletto con la maggior cifra individuale. Allora metto in votazione l'emendamento del consigliere Saracino. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora 16 favorevoli, 1 astenuto. Scrutatori? Consigliere Sant'Antonio. Qui c'è la immediata eseguibilità? Sì? No, non c'è. Aspetta, calma. Scusa, delibera c'è. Ma per adesso devo mettere in votazione. Sì? Sì? Paolo diceva, per chiarire meglio, non inferiore e non superiore a... Vabbè, non inferiore e superiore. Cioè? Di mettere il non di nuovo. Quindi consigliere Sant'Antonio? Posso dirlo io? Consigliere Bassetto, nell'ultima riga, quindi formalmente è una correzione, la consideriamo un emendamento, una correzione ortografica. Nell'ultima riga c'è scritto un termine non inferiore a 15 e superiore a 30 giorni, invece va inteso come non inferiore a 15 e non superiore a 30. Ok? Quindi andrebbe aggiunta allora, ultima riga, pagina 2, ultima riga, quindi articolo 6.2, il sindaco entro 60 giorni dalla propria elezione pubblica un apposito avviso pubblico per presentare le candidature per l'individuazione dei membri di cui al comma 1 lettera C, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione. Quindi andrebbe inserita la parolina non prima di superiore. Altrimenti non si. Lo consideriamo un emendamento? Se tutti sono d'accordo facciamo la correzione formale, ok? D'accordo? Non ci sono obiezioni? Allora con queste modifiche, cioè con l'emendamento del consigliere Saracino e con questa correzione, andiamo ad approvare, dopo però le dichiarazioni di voto, credo che qualcuno avesse chiesto. Consigliere Sant'Antonio. Sì, mentre precedentemente la campagna di sensibilizzazione mi ha trovato in pieno accordo, su questa commissione sono un po' perplesso e dico il perché. I diritti individuali delle persone nel nostro sistema giuridico sono garantiti dal titolo primo della nostra Costituzione, che come si sa è definita una delle più belle e perfette dell'Occidente. La garanzia di questi diritti, quindi, non ha bisogno di interventi posticci e raffazzonati, frutto dell'ideologia che in questa amministrazione fa capo alle posizioni politiche da cui proviene l'assessore De Nardi. Io li definisco un po' i post-comunisti all'interno del PD. Prevedendo che questo sarà un organismo di pura facciata, destinato a riunirsi ad ogni morte di Papa,
nel rispetto delle posizioni politiche dell'amministrazione comunale diverse dalle mie, comunico la mia non partecipazione al voto. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Carnelós, prego. Sì, non volevo parlare e non avevo mai parlato, ma l'intervento del collega non può passare sotto silenzio perché è un brutto intervento, perché ha un retaggio di un linguaggio novecentesco che non c'è più, perché non tiene conto di quella che è la realtà fattuale rispetto a quelle che sono le previsioni della Carta Costituzionale. Io credo la dichiarazione di voto la faccio con la dichiarazione di voto ha e può. Non lo so, se 3 minuti mi fermerà il Presidente, mi pare che normalmente non sia molto generoso, quindi mi suonerà la campanellina e io smetterò. No, questo non lo può dire, questo non lo può dire. Allora, non meritava di passare sotto silenzio, dicevo, perché ignora quella che è la realtà di fatto e che proprio il documentario che abbiamo visto ci sottolinea come quello che è l'ideale della nostra Costituzione nella realtà purtroppo ha trovato e trova ancora delle resistenze. E quindi credo che una commissione di questo genere possa avere il suo ruolo. Il collega è stato ingeneroso anche nel prevedere, ma forse Zarathustra lo abbiamo in questo Consiglio Comunale, o la Sibilla Cumana, che prevede già in partenza che la Commissione non faccia nulla. E già questo, secondo me, evidenzia, come si può dire, un po' di malafede. Nel senso che già si sa, qualcuno sa, che non produrrà niente. Vedremo. E in ogni caso è un segnale che questo Consiglio Comunale, ed è stato bello vedere come all'unanimità un punto è quasi l'unanimità l'altro, abbia trovato utile questo strumento, per cui preannuncio il mio voto favorevole. Mi spiace, probabilmente doveva farlo il mio capogruppo, ma credo che sia un peccato veniale e credo di interpretare davvero quantomeno la volontà dei consiglieri di maggioranza, pur essendo io l'ultimo della lista, e quindi mi sono arrogato questo diritto, anche perché fra i consiglieri di maggioranza le pari opportunità e, come si può dire, la uguaglianza sostanziale noi la pratichiamo di fatto e anche di diritto. Grazie. Grazie consigliere. Dichiarazione di voto, consigliere Fasan. Solo per la dichiarazione di voto sono a favore, però permettetemi una considerazione sull'intervento di Carnelós. Dice che Sant'Antonio è in malafede. Uno che pensa diverso da Carnelós è in malafede. Ma com'è possibile? Hai detto malafede? Ma se uno la pensa in maniera diversa, io passavo ai tempi del PC o insomma, adesso tutti possono esprimersi come meglio credono. Sant'Antonio ha espresso il suo parere che non mi trova assolutamente d'accordo, oppure vabbè, però mi ricresce che Carnelós abbia avuto una caduta di stile, diciamo così, lui che è molto attento a queste cose qui. Ho voluto puntualizzare solo per quello. Favorevole, grazie. Grazie consigliere. Do la parola all'assessore De Nardi per una precisazione. Sorvolo sull'uscita del consigliere Sant'Antonio,
perché credo che si possa nella vita volare alto almeno una volta. Qualcuno evidentemente dimostra di non essere in grado, di essere perennemente un'anatra zoppa. La realtà è che nel 1999 una giunta che non era sicuramente espressione del vecchio PC, come lo chiama il consigliere Fasan, o di qualche altro partito adesso vicino, perché era il novembre del 99, sindaco, se non vado errata, era Scottà, ha volato alto e ha creato questa commissione. Non sto parlando con lei, consigliere Fasan, non sto dicendo niente. Ogni tanto guardo tutti, anche lei, capita. No, non ho mai detto mio malgrado, non mi attribuisca frasi che non ho mai detto. Anzi, tra l'altro, lei si trova a avere in questo momento il posto, secondo me, più bello di tutto il Consiglio Comunale, perché è giusto davanti al posto occupato della campagna contro la violenza sulle donne. Magari... No, a me va benissimo. A me va benissimo che stia lì. Grazie Assessore. Bene, metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento comunale della Commissione per le pari opportunità, comprensivo dell'emendamento che abbiamo votato, con 16 voti a favore e un astenuto, e della correzione all'ultima riga del punto articolo 6.2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, presenti 16 consiglieri, 16 su 16. Metto in votazione anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato. Bene, passiamo al punto successivo. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Aggiornamento. Ecco, allora io darei la parola al Presidente della Commissione per illustrare un attimo quello che è stato l'iter, insomma, no? Ci sono state varie riunioni, c'è stato un iter lungo e condiviso, direi, tutto sommato. Prego. Sì, innanzitutto direi di stabilire un po' l'aspetto più pragmatico, cioè legato al fatto che se gli altri consiglieri sono d'accordo, dato che abbiamo fatto numerose commissioni sempre aperte alla partecipazione di tutti i consiglieri, darei per letto tutte le modifiche che sono state apportate al regolamento. Io non è che entrerei tanto nel merito, perché ripeto, ci sono state le commissioni, per cui se qualcuno avrà qualcosa da dire naturalmente lo dirà all'interno del dibattito. Semplicemente mi sento di ringraziare chi ha partecipato alle commissioni, chi ha dato la disponibilità e chi ha portato il contributo a questo regolamento. Secondo me è stato fatto un lavoro buono, un lavoro che appunto ha visto il coinvolgimento di tutti i consiglieri. Probabilmente poteva essere fatto in maniera un po' più veloce, questo sì, e di questo mi scuso anche. Ci sono stati però degli adempimenti sia a livello nazionale che a livello locale dei quali dovevamo tenere conto, e quindi insomma, anche se devo dire la verità, abbiamo adottato fin dall'inizio della legislatura alcune prassi che poi sono entrate di fatto concretamente a far parte di questo regolamento. Tutto qui, grazie. Grazie consigliere.
Aggiungo solo che in riunione di capigruppo abbiamo deciso di considerare il regolamento come un unico organismo, quindi di votarlo assieme. Tutto sommato ci sono delle modifiche, alcune solo grammaticali, altre hanno recepito, credo una ha recepito una delibera del Consiglio Comunale sull'anticipazione di norma delle interrogazioni nell'ordine del giorno, altre sono state volute dai consiglieri che hanno presentato le osservazioni nei tempi e nei modi che erano stati concordati. E poi gli uffici hanno fatto un lavoro di revisione, vorrei dire anche grammaticale, minuziosa, per cui ecco, questo è il risultato, è il documento che abbiamo. Allora apro il dibattito, do la parola al consigliere Fasan. Prego. Sì, voglio ringraziare, prassi normale, ormai qui ci ringraziano tutti, ma comunque ringrazio Dus, il presidente Dus, per il lavoro fatto. È stato un buon lavoro, direi. Non sono d'accordo su tutto, ma siccome c'era in maggioranza, votava la maggioranza, la decisione presa a maggioranza, comunque credo che sia stato un buon lavoro e era ora di fare una revisione anche di questo punto. Niente, voterò senz'altro a favore, come dopo aver partecipato e anche cooperato attivamente, come tutti quanti credo. Vabbè, voterò a favore. Ho fatto anche dichiarazione di voto. Grazie consigliere. La parola al consigliere Saracino. Io farei anche dichiarazione di voto se qualcun altro deve fare... Nulla osta al fatto che lei nell'intervento faccia anche la sua dichiarazione di voto. Beh, sostanzialmente è giusto ringraziare Dus perché questo lavoro è stato sì lungo, vabbè, può succedere, ma almeno è stato corretto e coerente verso tutti i consiglieri comunali, sia maggioranza che minoranza, ha ascoltato tutti e questo devo dargli atto, e io l'ho più volte un po' sollecitato e posso dire che è stato sempre cortese, come tutta la commissione, sulle varie osservazioni che ho fatto. Questo è finalmente il primo lavoro di collaborazione tra maggioranza e minoranza fatto in un'ottica, cioè, di evoluzione, diciamo, per il bene della città. Abbiamo fatto una cosa che doveva essere fatta e fatta secondo me in modo degno e fatto bene e con un clima molto collaborativo che ha portato a un buon risultato. Questo dimostra che anche le minoranze sono sempre disponibili a collaborare quando dall'altra parte ci si comporta in modo corretto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Grazie, quindi anch'io ringrazio il Presidente, ringrazio anche tutta la Commissione che ha partecipato al dibattito su questo punto, però lasciatemi una puntualizzazione. Alla fine dell'amministrazione da Re si è deciso di cambiare il regolamento, di portare alla fine le interpellanze, che è il principale punto che hanno la minoranza per riuscire a interrogare la Giunta, e sicuramente a molti cittadini interessa molto quello che viene portato dalle minoranze, perché spesso si va a chiedere ai consiglieri un qualche cosa su qualche argomento che interessa la città e è importante riuscire a sentirlo. Che fossero discusse a tarda notte era secondo me una cosa indecente. Adesso la riportiamo noi, io spero che in futuro nessuno voglia, per il bene di questa città, riprenderla e riportarla alla fine. Quindi lì sono state messe all'inizio, quindi è solamente una delle tante modifiche, ma secondo me è una delle più importanti. Le interpellanze devono restare sempre all'inizio del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio. Sì, devo dire che questa commissione ha funzionato, quindi devo dar atto al Presidente di aver portato avanti un lavoro. Mi sembra che le modifiche, un po' lungo coi tempi, ma insomma portato a casa, quindi questo è l'importante. Le modifiche che sono state fatte, condivise da tutti, giustamente diceva il consigliere Saracino, sono il segno che quando c'è collaborazione e soprattutto quando c'è apertura dall'altra parte, voglio dire, tutti sono incentivati a collaborare.
Sono contento, e qua bisogna di aver portato a casa la famosa mozione che citava precedentemente il consigliere Botteon, perché era importante portare, diciamo così, le mozioni, le interrogazioni all'inizio di ogni seduta. Quindi alla fine io voterò il mio assenso, insomma, ecco. Grazie, consigliere. Sì. Consigliere Carnellos, prego. Sarò brevissimo per ringraziare il lavoro svolto dalla Commissione. È evidente, e credo che questa sia la prova provata, che da parte della maggioranza non ci sono chiusure, ma quando l'attività della minoranza è costruttiva, collaborativa e con il bon ton, effettivamente si possono raggiungere buoni obiettivi. Non senza sottolineare, e questo credo sia un daratto all'amministrazione, che a prescindere da quello che fosse il contenuto del regolamento, fin dal momento in cui il Consiglio Comunale gliel'ha chiesto, pur sussistendo un regolamento diverso, ha in ogni caso, a prescindere da quello che c'è scritto nel regolamento, ciò dimostra che in qualsiasi attività quello che conta, la cosa più importante è lo spirito e non le parole. Talvolta le parole sono un di più. Ha in ogni caso, per quanto riguarda il punto centrale della questione, cioè le interpellanze, le ha sempre discusse all'inizio, ripeto, nonostante un regolamento gli consentisse di non farlo, e credo questo sia un garbo istituzionale che l'amministrazione ha avuto nei confronti di tutti i consiglieri comunali. Da ultimo, credo che vada dato atto a questa maggioranza e anche all'opposizione in questo caso il fatto che fosse un vulnus il fatto che in precedenza quel regolamento, proprio per, come si può dire, sotto un certo profilo, tarpare le ali alla minoranza, erano state portate in fondo. Ora ripristiniamo con il plauso di tutti questa usanza che nel primo regolamento che il Consiglio Comunale si era dato c'era. Ovviamente grazie per gli ulteriori interventi migliorativi che la Commissione ha fatto. Un'ultima cosa, chiederei all'amministrazione e all'apparato burocratico del Comune se ci viene fatta la cortesia di mandarci per mail il nuovo regolamento, in modo tale che ciascun consigliere ne abbia copia, ovviamente per i compiti istituzionali che ha. Grazie, se te lo manda appunto via mail. Sì, grazie consigliere, va raccolta la sua sollecitazione. A integrazione e chiarimento volevo dire che abbiamo anticipato le interrogazioni, le interpellanze all'inizio del Consiglio Comunale in tutti i casi in cui non c'erano persone che avevano motivo di essere presenti al Consiglio Comunale e orari da rispettare. E per quanto riguarda invece l'invio telematico, io credo che il regolamento sarà disponibile una volta approvato sul sito, però non c'è nessun problema a fare anche l'invio ai singoli consiglieri. Ok, la parola al consigliere Fasan. Ma lo consideriamo il secondo intervento, giustamente, sì. Se me lo apre, grazie. Prego. Ho ripreso Carnellos prima perché aveva adoperato un aggettivo improprio. Adesso devo riprendere, mio malgrado, anche il consigliere Botteon, che ha adoperato la parola indegno.
Qui non si è mai degni o indegni, qui sono decisioni che prende l'amministrazione che possono essere condivise o no. Certo che nella precedente amministrazione c'erano 8 consiglieri di minoranza e avevamo dalle 10 alle 12 interrogazioni, interpellanze tutte le volte, e il consiglio comunale cominciava a 2 ore e mezza. Quanti? De Bastiani 2. Quanti eravate? No, eravate in 5, perché sono stati ridotti di 3 consiglieri? No? Eravamo in 20. Ecco, allora tutte le volte il consiglio, anche cose importanti, si andava a finire le calende greche a mezzanotte perché tutte le interrogazioni occupavano. Allora abbiamo detto, abbiamo pensato, io direi invece, siccome è sempre più difficile interloquire con la maggioranza, sarebbe magari creare ogni tanto un consiglio comunale come fanno in Parlamento a domanda e risposta, no? Si potrebbero fare dei consigli comunali in cui tutte le interpellanze e le interrogazioni vengono... No, ma io avevo proposto questa cosa qui, però è andata... Però, no, siccome qui non ci sono segreti ed è giusto che la gente... Gratuito, consiglio comunale gratuito, lo farei volentieri, visto che il tempo qui è ridotto, il tempo è tiranno, come si dice, no? Allora non sarebbe male anche, magari lo faremo nella prossima, lo farete o lo faremo, chi lo sa, la prossima amministrazione farà un'ulteriore modifica, no? Perché io dico che la conoscenza di quello che fa l'amministrazione è fondamentale in ogni amministrazione, insomma. Per tutti i cittadini, grazie. Però indegni mai, sempre degni. Grazie consigliere. Consigliere Botteon? Sì, solo per puntualizzare, non è indegna la persona, è indegno discutere all'1 di notte l'interpellanza della minoranza. Questo è indegno. Ok, grazie. Bene. Ci sono dichiarazioni di voto, un po' le avete fatte, non vedo altri interventi, quindi a questo punto metterei in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari, aggiornamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, non serve l'immediata eseguibilità. Ringrazio i consiglieri, però fermi perché c'è una precisazione che riguarda il prossimo Consiglio Comunale. Prego. Sì, grazie Presidente. Era solo Sindaco, consideriamo chiusa la seduta e questa, do la parola al Sindaco. Sì, ringrazio il Presidente che mi dà questa opportunità. Era solo... siccome l'abbiamo trattato prima in commissione, in 4ª commissione, per avvisare tutti i consiglieri che nel prossimo Consiglio Comunale ci sarà in adozione una variante urbanistica. Ci sono agli atti i nomi di tutti i proprietari di quei terreni che saranno fatto oggetto di adozione, quindi per un controllo che non ci siano problemi di incompatibilità. Vabbè, io credo sia doveroso avvisare. Vabbè, 2015 è la legge regionale, non l'abbiamo fatta noi, grazie comunque. Bene, ringrazio i consiglieri e il pubblico che ci ha seguito da casa e il pubblico presente, i rappresentanti dei consigli di quartiere. A martedì prossimo, 2 maggio, invitandovi anche alla puntualità sull'inizio. Grazie, buonanotte a tutti.